incontro con Mauro Corona organizzato dal comune di Tezze sul Brenta insieme alla libreria rabassanese di Bassano del Grappa. Lo scrittore e alpinista ha incontrato il pubblico in occasione dell'uscita del suo nuovo libro Le Altalene, quasi un testamento spirituale e umano. Sono molto contento di aver concluso questo libro, perché la mia vita è stata una recita continua, per timidezza, per fragilità, per quello che volete. Ho sempre recitato la parte del duro, dell'antipatico, del cattivo, dell'acuminato, e rischiavo a 73 anni magari di morire frainteso, soprattutto dai miei figli che ancora non mi conoscono. Quindi questo qui è la storia della mia vita, della mia famiglia, le disgrazie, la miseria, la fame, le botte, la violenza, la malattia anche alla fine. Quindi ho detto devo chiudere un ciclo, poi posso anche continuare a recitare la parte del maleducato, ma adesso lì c'è tutto e vi giuro potrei morire stasera che non avrei più nulla di sospeso. Questo ve lo posso garantire. Quindi questo faceva parte di un filone e poi continueranno altre produzioni? Io ho sempre nei miei libri accennato a questa vita miserabile, abbandonato dai genitori. Mia mamma ci abbandonò che avevo 6 anni, tornò che ne avevo 13, quindi avevo sempre accennato, ma non così fino in fondo. Sicuramente scriverò ancora qualcosa, sto facendo per esempio un lunario sentimentale dei vecchi mestieri che ogni mese aveva un nome, il mese del letame, quando portavano il letame sui campi a gennaio, il mese delle foglie, ottobre, il mese della legna, ma è tutto più rilassato. Io dovevo chiudere questo libro e finalmente sono riuscito. E gli utenti, oltre a oggi, ti trovano dove prossimamente? Ma io non lo so, perché sono venuto qui col sindaco e l'assessore Massimo e ho dimenticato, abbiamo bevuto 2 o 3 bottiglie, ho dimenticato dove, ma qua vicino comunque, penso Vicenza, ma non lo so. La montagna va scalata 1 centimetro alla volta, che domani non so.